Ciao, siamo in Tanzania, nell'isola di Zanzibar e nella riserva di Jozani, nella parte meridionale dell'isola. Qui abbiamo trovato un gruppo di scimmie molto rare, sono i colubi rossi endemici di Zanzibar, Procolobus kirki. Ne esistono solo circa 2 o 3 mila esemplari ed è una specie ovviamente ritenuta a rischio di estinzione. Sono scimmie che vivono in diversi ambienti, normalmente in una foresta come questa, una delle poche rimaste nell'isola. Hanno scoperto che queste scimmie non bevono pressoché mai, a parte quando si trovano in un ambiente di mangrovie. Perché uno studio ha rivelato che quando c'è poco cibo, allora si addentrano nelle foreste costiere di mangrovie, si cibano appunto delle foglie delle mangrovie che però sono ricche di sale. Come sappiamo, il sale è una sostanza che può essere pericolosa ad alte concentrazioni anche per il nostro organismo. Quindi è stato osservato che queste scimmie bevono quasi esclusivamente quando si nutrono appunto di mangrovie per diluire questo sale. Si ritiene anche che le mangrovie abbiano un'alta concentrazione di sale nelle foglie anche come deterrente, proprio perché non tanti animali riescono a sopportare queste alte concentrazioni.